l'acqua, poi metto all'interno queste erbe e poi vi farò vedere nel secondo video la procedura di cottura con aglio, peperoncino e via via via. Quindi sarà una cosa spettacolare. Viene fatto con aglio, peperoncino piccante, fagioli, cannellini, ecco qua, questi qua della Cirio, cannellini, viene tutto mischiato e poi per la vostra salute me li mangio e chi s'ha visto s'ha visto. Da me medesimo e dalle mie erbe aromatiche, buona giornata a mano a torno. Cari amici, ed ecco qua, adesso sta, come diceva Mario Merlo, sta pappuliando, vedete? Qua che ho messo olio di girasole, 3 spicchi d'aglio, 3 acciughe salate e poi ho messo la minestra selvatica. Poi ho preso una salsiccia secca, l'ho fatta a fettine che l'ho messo dentro e poi a quasi cottura terminata vengono aggiunti i fagioli, i cannellini. Vedete? Questo è il secondo video che riguarda la minestra selvatica che ho raccolto stamattina. Va bene? Buon appetito e fatela se la conoscete l'erba selvatica, minestra selvatica in montagna, se la conoscete fatela perché è salutare, amici. Ok? Buona giornata. E infine eccolo qua con i fagioli versati. Ecco qua, minestra selvatica con fagioli, cannellini. Questa è la conclusione del tutto. Buon appetito!